Ma chiaramente essendo inserito in un programma elettorale la risposta è sì, verrà penalizzata. L'attenzione che stiamo ponendo è un po' come dire a quel ragionamento parallelo che mette nelle condizioni a tutti di fruire della città tranquillamente come oggi effettivamente avviene, vedendo i numeri. Continua a tenere banco la pedonalizzazione di Piazza Garibaldi con studi e valutazioni in fase di aggiornamento. Verrà pedonalizzata, questo sì. Si ipotizzava una chiusura permanente al traffico addirittura subito con la fine di Friuli Doc, invece si arriverà probabilmente a questo obiettivo ma con un ragionamento più studiato e più calmo per permettere anche ai cittadini di abituarsi alla novità. Il suggerimento che come dire, ho condiviso con i colleghi, col sindaco, che mi sono permesso di dare è quello di anticipare alcuni lavori, per esempio mettendo le risorse a bilancio del 2025 per l'ampliamento del Parco Moretti che diventerebbe il parcheggio Moretti diventerebbe il parcheggio più grande della nostra città, continuare con quel ragionamento che vede lì della Coop in via Bassi l'utilizzo di 390 posteggi e di fatto è un nuovo parcheggio in struttura. E dando risposta a quel pendolarismo che noi abbiamo in città, basta pensare che nei servizi a Udine lavorano 10.000 persone, non tutte in centro evidentemente, che però insomma dobbiamo immaginare fruiscano della nostra città e devono essere messe nelle condizioni di arrivare il più facilmente possibile, ma anche trovare parcheggio quasi subito. Quindi un abbonamento giornaliero di 2 euro come avviene al Caccia, avviene al teatro e avviene al Parco Moretti per quel tipo di utenza lì. Ecco, è un percorso che va fatto assieme con grande distensione, credo, ma insomma l'obiettivo è arrivare evidentemente lì.